I finanzieri di Chioggia hanno sequestrato 600 kg di vongole veraci. Durante il pattugliamento marittimo hanno notato un insolito traffico di barchini da diporto di piccole dimensioni in zona Saloni all'interno del territorio del comune. I successivi servizi di osservazione hanno permesso di individuare due persone che, utilizzando un furgone commerciale, provvedevano a raccogliere il frutto delle battute di pesca di molluschi bivalvi del tipo comunemente denominato vongola verace, verosimilmente raccolte in zone precluse. I militari operanti hanno così deciso di sottoporre a controllo il veicolo commerciale, al cui interno sono stati trovati 600 kg di vongole, prive di attestazione sanitaria idonea a ricostruire la filiera del prodotto ittico. Il prodotto, la cui provenienza rimane tuttora ignota, stava per essere trasportato all'interno di un veicolo commerciale privo di sistema di refrigerazione e, una volta commercializzato, sarebbe stato immesso in consumo. I due occupanti e la società proprietaria del veicolo sono stati multati e le vongole sequestrate.